Oggi Fondazione Opera Immacolata Concezione, qui nel comune di Padova, ospita un importante momento di formazione, di scambio, dove abbiamo visto che sono diversi i player coinvolti che fanno rete per il futuro. È un processo di aggregazione progressiva, perché le vicende che riguardano la cura dei nostri anziani, che poi significa la cura delle nostre famiglie, delle persone che devono andare a lavorare, dei ragazzi che hanno un futuro davanti, questo implica il creare un sistema che tiene conto di tutti i pezzi. Abbiamo una situazione complessa, significa che se io faccio solo la formazione per gli assistenti familiari o organizzo il centro diurno separato tra di loro, alla fine non rispondo ai bisogni. Le persone quando esprimono un bisogno non ti dicono dammi questo pezzettino, ti dicono vieni incontro alle mie necessità, cerca di capirle e di dare una risposta adeguata. Non posso io rincorrere come cittadino l'ente di formazione, il comune, la cooperativa o quello che è. C'è un aspetto che emerge anche da questo progetto, e cioè che il nostro sistema Italia si basa sulla solidarietà e sulla garanzia di poter stare bene, di poter essere aiutati nel bisogno e accompagnati nelle transizioni della vita. Questo non è in aggiunta al sistema economico, sociale di altro genere, è il cuore del welfare ed è il cuore dello sviluppo del nostro paese. Quello che intendo dire è che noi dobbiamo rimettere il welfare al centro delle politiche per il futuro. Non riusciamo a muoverci se abbiamo bisogno di fare noi il mosaico dei vari pezzetti. Rimettiamo al centro il benessere delle persone, rimettiamo al centro la salute. Questo a cascata crea delle condizioni che permettono il lavoro, permettono la vita familiare, permettono di decidere di restare in Italia e fare famiglia. Non è da poco questo. E non si tratta di spendere, si tratta veramente di investire e integrare tra loro risorse che già ci sono. Ovviamente è normale che siamo ospitati da Opera Immacolata Concezione, che è tra i partner più importanti del progetto. Non meraviglia perché è un interlocutore che ha presente le connessioni tra i diversi bisogni. Se dobbiamo parlare di sperimentazioni, innovazioni, sguardo al futuro rispetto ai bisogni della cittadinanza, sicuramente Opera Immacolata Concezione è un interlocutore. Fare due parole col direttore o con gli operatori eccetera ti apre ad un'idea di come fare per andare avanti bene, non con una logica di consumo delle risorse, declino demografico, impossibilità, ma con una logica di troviamo una soluzione alternativa, dobbiamo superare quelle che avevamo 30 anni fa.